Cari amici, ben ritrovati, siamo di nuovo qui in questa trasmissione che è un magazine determinato dal bello, dal gusto, dai territori e che abbiamo battezzato Attenti a quei tre. Ma Mario, siamo solo in due? Perché Attenti a quei tre? Perché forse arriverà un terzo, Quindi non si sa. noi potremo avere un ospite qui inaspettato, voi non lo sapete all'inizio. Poi per usare Attenti a quei due dovremmo pagare i diritti d'autore a una fortunata serie televisiva che Noi avremo la possibilità di farlo, ma non vogliamo farlo per non assolutamente confonderci. esatto. Certo. Poi il foro competente, come si dice in gergo, è il Tribunale di Washington e andare a Washington. Sì, è un po' scomodo per noi. Va bene, di cosa parliamo? Una di queste giovani produttrici che noi siamo andati anche a visitare proprio nella sua tana, nella sua cantina, che ha anche un nome molto particolare, Terra Felice. È una, devo dire io che cosa Terra Felice? Ma siccome in qualche modo tu hai anche fatto una degustazione approfondita, allora no, so che ma scusa, sì, so che a intanto te dà fastidio, facciamo, ma sì. a Terra Felice? Allora, Terra Felice è una realtà che nasce come costa, se vogliamo, di un grande produttore, Graziano Cardin, che è stato fra i fondatori di Vigna Alta, storico marchio del Colli Ugani, il primo tra l'altro a raggiungere la notorietà nazionale e internazionale, i 3 bicchieri del gambero, i 10.000 punti, insomma, di tutto e di più. E forte di questa esperienza, poi insieme con la figlia Elena ha creato questa azienda che si chiama Terra Felice, proprio sopra Arqua Petrarca, un omaggio a questi luoghi che poi evocano un po' anche di romanticismo, perché effettivamente i Colli Ugani sono smussati contrariamente ad altre asperità montuose. Arqua Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia. Questo ormai lo sanno tutti. Sì, ma ricordiamolo perché noi abbiamo anche questa funzione, questo scopo, in qualche modo di parlare di questi luoghi perché le persone vadano e possano vivere una giornata, un weekend immersi in un ambiente particolare, quindi sia turistico, sia vitivinicolo, sia di cibo, che noi tra l'altro siamo proponendo. Scusa, ma la cosa che io volevo chiedere a te era appunto questo percorso anche sui vini, che loro ci hanno fatto assaggiare e che tu hai anche apprezzato particolarmente, direi, no? Ma fra quelli che abbiamo bevuto, c'è un rosso che è un po' la bestia nera di tutti i viticoltori, nel senso che è l'ultimo dei bianchi, il primo dei rossi è il Pinot Nero. Pinot Nero che Cardin i Cardin hanno saputo trattare molto, come direi, con molto rispetto, perché è un tipo di uva molto difficile da trattare, richiede particolari attenzioni e soprattutto le richiede quando dalla vigna si passa in cantina, perché come mi diceva anche Graziano e poi mi ha confermato Elena Cardin, loro più che definirsi biodinamici, biologici, insomma verdi, eco-friendly, si definiscono meno invasivi possibile. Quando si parla di un vino bisogna sempre considerare l'intervento dell'uomo durante la vinificazione. E questo Pinot Nero viene vinificato prima in acciaio, poi in tonneau, e quindi dei passaggi in legno ma non troppo pesanti, che conferiscono quei profumi, quei sentori di frutta, di ciliegia, se vogliamo anche un pizzico di marasca nel fondo, ma direi forse più ciliegia matura, quasi. Sono talmente tante le sfumature che si possono apprezzare in questo calice di Pinot Nero che io adesso sto ricordando a memoria, che lascerei poi a chi va nella cantina di Terra Felice
Sì, perché poi la migliore esperienza è quella Esatto, che si è quella vive di all'interno esserci. della cantina, no? Adesso è molto di moda parlare di turismo esperienziale, no? Parola che non si sa se è venuta fuori dall'Accademia della Crusca o meno, comunque ormai c'è, tutti la usano, lasciamola pure. Questo per dire che l'esperienza bisogna farsela da soli. E io comincio ad avere anche una certa fame, se mi permetti, so che a te dà fastidio, però Allora, io cioè, quando si degusta un vino, soprattutto un Pinot Nero che ha una forza di 14 gradi, che ha un'ampiezza, che ha una corposità, che ha una struttura come quello che ho assaggiato, è d'obbligo mettere in bocca un pezzo di pane, qualcosa che ti aiuti ad abbinarlo, capisci? tu hai iniziato quindi da questo, come dire, io ho cominciato dal vino, pezzo forte, dal forse. pezzo forte, però sono felice, abbiamo anche altri vini. Abbiamo bevuto uno Chardonnay. Chardonnay? No, lo Chardonnay, direi lo Chardonnay che mi ha colpito molto, anche questo, un bianco davvero molto pulito, eseguito, direi proprio, ecco, eseguito, più che fatto, a regola d'arte. Eseguito a regola d'arte, tant'è che non fatico a credere ai due produttori che durante una loro trasferta ad Hannover questo vino abbia sostenuto, diciamo, qualche prova di confronto insieme con i loro Chablis e altri vini alsaziani. Prodotti Devo internazionali. Dire, esatto, internazionale. L'internazionalità del prodotto. Questo Chardonnay direi che proprio risponde a tutti quei requisiti che un buon degustatore può riuscire a cogliere. A maggior ragione un consumatore normale che troppo spesso non è abituato a questa qualità, ecco. Nel senso che ci sono molti vini mediocri purtroppo ed è un peccato perché la vita è così breve. Ti dirò che tutto sommato è anche una qualità che noi possiamo avere anche ad un prezzo abbordabile, quindi è una qualità che ci possiamo permettere, quindi è inutile risparmiare l'euro, i 2 euro su un vino che effettivamente non ci lascia nulla, ma investiamo qualcosa in più, magari berremo una bottiglia in meno o anche no se possiamo, ma andiamo a scegliere un po' di qualità. Però che in questo caso non devi neanche rinunciare alla bottiglia, nel senso che i prezzi sono, adesso non li ricordo franco cantina, però assolutamente abbordabili, anche perché la famiglia Cardin viene anche da esperienze di marketing non indifferenti e quindi insomma. Io vorrei chiudere ricordando appunto che Elena Cardin sarà una delle prossime vignaiole, chiamiamole così, presenti, che parteciperanno alle serate dei 5 chef e quindi la ritroveremo in quell'occasione potremo anche parlare di valutare magari i vini che lei riterrà opportuno abbinare ai piatti proposti. Un altro rosso che mi tengo per la prossima volta. Perfetto. A questo punto io farei un po' un salto a pie pari in un argomento che potrebbe sembrare non vicino al vino, ma che dopo vi spiegherò il perché lo è. Parliamo della Biennale di Architettura a Venezia, che si è appena aperta. Noi di Venezia Channel eravamo presenti, abbiamo registrato per voi alcune cose interessanti. Allora, ovviamente come al solito un grande successo di questa Biennale, ormai è diventato un evento internazionale che raccoglie adesioni da tutto il mondo e quindi effettivamente la risposta c'è. Quest'anno il tema è Free Space, quindi in qualche modo la qualità dello spazio, ed è, come ripeto, una qualità che ormai percepiamo nella vita nostra di ogni giorno, lo spazio, la qualità dello spazio che ci circonda, che viviamo, ecco, uno spazio che ci circonda. È come questo, qualità diverse in modi diversi. E una cosa interessante, intanto citiamo chi ha vinto il premio, è il Padiglione della Svizzera. Gli svizzeri insomma, sono sempre un pochettino, comunque merito veramente al curatore del Padiglione della Svizzera per aver fatto un'ottima cosa, una menzione anche alla Gran Bretagna. Tutto questo poi lo vedrete nei nostri focus dedicati, e questo è un ottimo, come dire, anticipazione di quella che troveremo dal 29 agosto al Lido di Venezia, che è il Mostra del Cinema, altro evento sugli scudi internazionale che ci porta il 29 di agosto. Un'altra cosa che abbiamo vissuto, e questa ecco perché dicevo il collegamento con il nostro vino,
A Venezia non c'era solo architettura, ma c'era anche design e c'era un bel incontro fra un'azienda portoghese, che quindi noi non ci aspettiamo che certe volte i portoghesi... Amorim e Cork, quella che fa i tappi? Ma potrebbe essere, o potrebbe essere stata uno sponsor, ma non lo è stato, ma un'azienda che si chiama Wawa e che in qualche modo opera, anzi in tutti i modi, opera nel campo degli occhiali attraverso due grandi dell'architettura e del design, uno è Pedro da Silva e l'altro è l'architetto Alvaro Siza, grande nome che abbiamo visto spesso in giro. Ma la cosa interessante è che queste eccellenze si sono sposate con le nostre eccellenze, infatti partner di questo evento era il consorzio del Pinot Grigio. Noi sappiamo che il Pinot Grigio quest'anno, diciamo, ha compiuto questo percorso di determinazione della DOC, che è una DOC che abbraccia 3 regioni, dal Trentino al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, ed era presente proprio in questa occasione Nazareno Vicenzi, appunto del consorzio, che ci ha spiegato come per loro è importante abbinare queste qualità eccelse, quindi il Pinot Grigio, quindi questa DOC. Dobbiamo aspettare la spiegazione e poi mangiamo un pezzo di pane. Ancora un secondo per il pane, perché oltre al Pinot Grigio era presente, qui ti lancio un assist, il consorzio del Durello. Durello per te è una delle tue eccellenze che hai tenuto a battesimo in diverse occasioni. Non eccellenze perché eccellenza è riduttivo. E poi è riduttivo, ma non saprei come andare oltre. Stratosferico. Durello, guardate, anche per me è stata una conoscenza di un anno fa, perché in questi tempi eravamo appunto da Gianni Tessari. Ho cominciato a renderti adotto a questo. Esatto, e devo dire che adesso è difficile abbandonarlo. Certo. E quindi questa cosa qui che in qualche modo architettura, design e vino si sono sposati insieme. La dura cena. Ora, prima di addentare l'ultimo, cioè il primo boccone, che ti vedo fremente, è che voglio spiegare perché siamo qui e dove siamo. Siamo al bar, caffè, caffè, osteria, ospedale delle piante. Perché qui si curano anche le piante. Ma come si chiama il nostro il nostro anfitrione si chiama Boetto. Boetto, sì. Ed è un personaggio veramente che vi invitiamo a venire a conoscere, perché questo luogo, come vedete, è un luogo ricco di storia. Abbiamo degli arredi veramente eccezionali, pezzi unici. Intonsi da quella volta. E oltretutto il cibo che lui ci ha portato qui abbiamo del crudo. Piccolissima cucina, nel senso che affettati, tramezzini, tutti rigorosamente fatti a mano, non sono fatti a macchina. Lui e la sorella veramente sono protagonisti di questo spazio, uno spazio che appunto noi frequentiamo periodicamente, insomma, ma che vi invitiamo a fare anche voi. E quindi appuntamento qui alla prossima edizione. Adesso possiamo mangiare, ma guardateci un po', perché effettivamente mangiare qualcosa del genere è veramente... Non è finto. La camera lì. Sì, abbiamo anche Marta che adesso ovviamente parteciperà anche lei dopo essere stata dietro alle macchine di ripresa. Bene, alla prossima edizione continuate a seguirci. Buon pranzo.